celata che vibra in ogni atomo, o luce celata che risplende in tutto l'universo, o amore celato che ci abbraccia tutto in unità, possa colui che sente uno con te sentirsi perciò uno con tutto, uno con tutti. Ecco, dunque, penso è necessario in ogni parte di questo globo vi siano dei centri di meditazione, di yoga, perché tutto questo costituisce la quintessenza della spiritualità. Per anni, decenni e millenni noi siamo fuoriusciti da questa centralità perché seguiamo ciecamente le tradizioni tramandateci, da religione organizzata, diverse. Però è necessario da parte nostra di intuire ciò che è quintessenziale nella religione, che possiamo ridurre in 3 parole. Conosci te stesso, purifica te stesso e realizza te stesso. Il fondo di storia della nostra anima, come dice il Bhagavad Gita, Sri Krishna dice, è un fragmento di Dio. Cioè Dio non dobbiamo, è in te la divinità. Ma se io vivessi soltanto a livello dei sensi, una vita di estroversione, allora non riusciamo a vederlo. Allora, carissimi amici, con meditazione, perché esiste un universo infinito dentro di noi. Gli astronomi ci dicono, vero? Oggi non sono più galassie e supergalassie a migliaia e milioni, ma ci sono degli universi dopo gli universi nel mondo esterno. Allora, corrispondente a questo, esiste un'altra serie di universi dentro di noi. E questo noi vediamo soltanto con meditazione. Quando Gesù ci dice il regno di Dio non è qua, non è là, è dentro di voi. E bisogna scoprirlo. L'unica via è la meditazione, yoga, Patanjali Yoga. Perché lì c'è la quintessenza, mentre se io vado anche ogni giorno alla messa cantata, tu rimani tale quale e basta. Mentre con questa meditazione non riusciamo a vedere la nostra quintessenza, però ci vuole all'inizio perché la nostra mente che è con questo vagabondaggio ci porta sempre al mondo esterno. Bisogna bloccare questo e bisogna abitualmente bisogna fare questo sforzo di tenere la mente sotto il nostro controllo, anziché permettere la mente di controllarci. Voi vedrete anche tra i vostri amici, la grande maggioranza di loro, non controllano la loro mente, sono controllati dalla mente e per conseguenza non riusciamo ad andare avanti. Perché ci sono dei momenti quando entrando nella profondità della nostra coscienza noi avremo il gusto, la visione, la realizzazione di un altro universo dentro di noi. Dice nelle Upanishad, Anuradiyan Mahado Mahiyana Passayantor Dehedo Guhaya Samakredo Pashyadi Vidasoga Dadu Prasadat Mahimana Matmana. Questa realtà coscienziale dentro di noi è più piccola di un atomo, eppure più grande dell'universo. Vedete quel contrasto? Perché ci sono dei tesori immensi nascosti dentro di noi, ma se io cercassi soltanto, non so, un po' di Dio denaro, oppure un po' di piacere di fuori, qua e là, tu sei perso in questa strada di estroversione che ci porta sempre più lontano e lontano da questa realtà coscienziale. Non dobbiamo abituarci ogni giorno. Adesso vi direi, quello che io stesso faccio, appena si svegli, invece di permettere la mente di andare qua e là, no, via, meditiamo. Cominciare la nostra giornata con meditazione, mezz'ora, un'ora, secondo. E poi terminarla la giornata con un esame di coscienza.
Ma che cosa pensate? Perché io ho pensato? Ogni giorno noi dobbiamo rendere conto di questo. Allora soltanto avremo la visione di questa realtà invisibile. Allora noi possiamo ascoltare un'altra voce, un sussurro dentro di noi. Dio ci parla, Dio ci insegna, Dio ci istruisce. Nei Salmi, nel Vecchio Testamento, c'è un versetto che dice: Beatus cum tu erudieris Domine, e de legge tua docuere sei. Beato Signore, che tu stesso istruisci. Beato cum tu erudieris, e de legge tua docuere sei. E tu insegni su questa legge di evoluzione spirituale. Perché tu e Dio siamo venuti qua giù. Non è perché i genitori ti hanno messo nel mondo, tu stesso. Il karma funziona così. Allora ci viene dato diverse opportunità di scoprire la nostra vera realtà divina. Biblicamente parlando, si dice che Dio ha creato l'uomo all'immagine e somiglianza di Dio. Ma però nella vita la grandissima maggioranza non vivono a questo livello di immagine e somiglianza di Dio, ma dei mammiferi. Anzi, alcuni scendono anche più sotto. Allora, carissimi amici, bisogna la meditazione, un centro di silenzio, di riflessione, meditazione. Mi piace di vedere questo centro che il nostro fratello Carlo ha creato qui, dopo quell'altro che sotto, perciò è questo. Però qui deve essere un santuario. Quando avete finito tutto il lavoro, in questo silenzio, nessun contatto col mondo esterno, ma contatto con l'universo interiore. Allora, venire in un posto qui, e proprio oggi, e questa mattina erano 2 o 3 persone che erano venute da noi, rimaneva lì. Abbiamo cominciato la giornata con questa meditazione. Quella è la strada maestra, che ci porta a questa realtà interiore e ci insegna la metodologia per realizzare quello. Giorno per giorno noi stiamo trasformando, siamo nati come mammiferi, ma però dobbiamo effettuare un'altra nascita. Precisamente per questa ragione Gesù dice, parlando con Nataniele, che trova nel Vangelo di San Giovanni, dice, tu devi nascere di nuovo. Allora Nataniele dice, ma come posso nascere? Posso rientrare nel seno materno e nascere? Allora Gesù dice, no, il nato della carne è carne, il nato dello spirito è spirito. Siamo nati la nostra prima nascita della carne. Questo non basta, questo si rende soltanto uno dei mammiferi, niente di più. Ma con meditazione, con riflessione, con studio, noi vediamo un'altra nascita. Allora gradualmente, piano piano, uno che è nato come un mammifero, e poi con questa disciplina interiore noi nasciamo dallo spirito. Allora, il nato della carne è carne, il nato dello spirito è spirito. Allora, dobbiamo venire in contatto con questa realtà spirituale dentro di noi. Dio è in tutti noi. La tua stessa anima è Dio. Nel Bhagavad Gita, capitolo 15, Sri Krishna precisamente parla di questo. Dice, un mio frammento è in tutti noi. Però io non la vedo, allora c'è tutta questa confusione che invece di conferire quella pace, quella serenità, quando Gesù dice io vi do la mia pace, ma non come il mondo vi dà la pace, non la guerra e la pace, è vero, quelle che succedono nel mondo, va sempre più avanti in questa vita di estroversione che ci porta sempre più guai sopra guai.
Adesso, dalla seconda guerra mondiale fino adesso, io posso vedere ben chiaramente la grande maggioranza dell'umanità sono la parte negativa, solo con alcuni individui, piccoli gruppi qua e là, riescono a vivere a questo livello spirituale. È realizzare un'esperienza incomunicabile. Noi entriamo nella nostra patria, il regno di Dio dentro di noi. Dante Alighieri, parlandone, dice: dal cielo più della sua luce prende, fui io e vidi le cose che ridire né sa né può quando la scende. Si trova in paradiso. Allora, carissimi amici, cerchiamo di un po' programmare la nostra vita ogni giorno e talmente programmare, pur compiendo tutti i nostri doveri, casa, famiglia, bambini, tutto questo, tutto che siano subordinati a questo scopo supremo, che è l'autorealizzazione. Però bisogna gustare questo. Diceva Ramakrishna diceva: se sesso fosse felicità, la realizzazione del sé è milioni di volte di felicità. Capito? Con l'altro dei sensi. Mentre lo spirito dentro di te bisogna trovare il suo nutrimento. Da dove si trova? Nello spirito universale. Dobbiamo venire in comunione, in comunicazione con questo spirito onniprevedente. La gloria di colui che tutto muove, che l'universo penetra e risplende in una parte più o meno altrove, dice Dante, vero? Allora, carissimi amici, cerchiamo di fare questo senso, questo posto, un santuario. Perché cosa? Per scoprire, realizzare Dio e mantenere questa comunione della nostra anima con l'anima universale. E ci vuole questi piccoli santuari qua e là, non nella propria casa, perché ci sono, ma un centro comune dove uno può venire con meditazione, con riflessione, con autoconoscenza. Potremo scoprire questi misteri nascosti dentro, e bisogna fare adesso perché domani è incerto. Ieri è passato, non si può fare niente. Domani chissà. Allora questo momento è il tempo quando noi dobbiamo effettuare questo risveglio interiore e trovare, realizzare il mistero del regno di Dio dentro di noi, di cui parla Gesù. Allora anche la Bibbia, il Nuovo Testamento specialmente, e poi ci sono anche alcuni altri Evangeli cosiddetti apocrifi, anche lì ci sono dei tesori immensi. Allora, ciò che tu hai letto, studiato in questi libri, diventa una realizzazione per te. Quando viene realizzato, allora non c'è più bisogno di andare in questo libro, perché c'è un libro vivo dentro di noi, una Bibbia interiorizzata, Evangelo vissuto, che ha la capacità di trasformare, metamorfizzare la nostra vita intera e ci porta sempre più su ad un'elevatezza tale che noi sempre fresco, non c'è più monotonia della vita. Al di fuori di questa strada spirituale, tutto è dopo un po' di tempo si stanca e prendiamo qualcun'altra via. Così. Poi io penso che ci sono tanti che hanno marito e moglie e poi si stancono, divorziano e prende qualcun altro. Così, però quello non risolve il problema, perché non da fuori, ma dall'interno tu devi trovare la risposta a questi problemi esistenziali. Allora, pure come ha fatto Gandhi e poi diversi altri oggi, vero? Che
con marito e moglie, uno o due figli, e poi assoluta castità. Allora c'è il 100% dell'energia tutto viene utilizzato a questa autorealizzazione. Ultimamente 2 settimane fa ero stato a Catanzaro, c'erano 2 coppie che mi hanno detto che loro, vivendo anche leggendo la vita di Gandhi e gli altri, ecco, ha avuto uno bambino e poi vivono una vita eccelsa. E poi mi hanno detto che quella vita che prima conducevo per il primo romanzo, marito, moglie, tutto quello, è quasi niente paragonando a quelle esperienze che hanno avuto quando vivono non più come marito e moglie, ma 2 anime, Dio in te, Dio in me. L'anima è Dio, allora l'amore dell'anima, anima vivificante, non corpo animato. Allora bisogna avere una netta distinzione tra il corpo animato e l'anima animante. La gente ordinaria vivono a livello del corpo animato, mentre dobbiamo invertire l'ordine e vivere non a livello del corpo animato, ma a livello dell'anima animante. Allora questa anima, carissimi amici, la propria nostra esperienza ci insegna che questa è del tutto differente dalla vita ordinaria. L'uomo ha la capacità di capire questo, mentre la stessa anima in tutte le cose viventi, anche una pietra potenzialmente è vita, ma l'uomo, quando in questo gradino gerarchico, quando noi arriviamo allo stato dell'uomo, noi abbiamo la capacità di approfondire questa realtà coscienziale dentro di noi e ci porta gradini dopo gradini al terzo cielo, dove le parole non possono più esprimere la tua esperienza. San Paolo, nella sua seconda epistola ai Corinti, capitolo 12, parla: io conosco un tale, non solo dentro il corpo, fuori del corpo, Dio lo sa. Questo tale fu rapito nel terzo cielo ed ascoltò le parole arcane che non è lecito per l'uomo di spiegare, non si può spiegare, un'esperienza ineffabile. San Tommaso d'Aquino, verso la fine della sua vita, anche lui visse una vita breve, 59, io sono arrivato al 96. Allora San Tommaso d'Aquino, verso la fine della sua vita, ha avuto un'esperienza, un trance. Allora lui in quello stato estatico, lui ha visto un altro universo, un'altra realtà. Rimase così estasiato e poi piano piano, e poi lui dopo quella esperienza